Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo di vino. Lo facciamo con il nostro ospite Cristian Marchesini, che è presidente viticoltori di Confagricoltura Veneto. Cristian, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno e grazie di essere con noi. Le faccio una prima domanda guardando all'anno appena concluso. Com'è stata per voi l'annata del 2023? Bene, innanzitutto dobbiamo dire che la chiusura 2023 in Veneto ha registrato un'annata comunque positiva, nonostante la partenza dal punto di vista climatico molto complicata. Le piogge di maggio e giugno hanno creato delle grandi difficoltà ai produttori, appunto per poter intervenire in modo tempestivo con i trattamenti. Da un inizio negativo siamo passati invece a un finale di annata estremamente positivo, perché il clima di settembre e di ottobre ci ha favorito, facendo sì che ci sia stato un raccolto abbondante e di estrema qualità. E guardando adesso al 2024, quindi con una conclusione positiva, siete altrettanto positivi? Allora, bisogna sempre pensare positivo e anche nell'ottica 2024. È chiaro che dal punto di vista commerciale c'è un rallentamento di tutti i tipi dei vini, sia nazionali che della regione del Veneto. Quindi dei tre grandi poli, partendo da ovest, via Valpolicella, il Soave e il grande gruppo del Prosecco, hanno avuto comunque dei cali delle vendite del 2023 e 2024. Siamo leggermente positivi, però abbiamo molta preoccupazione per tutte le condizioni economiche e sociali che condizionano il mondo intero, dalle guerre e dalla poca disponibilità economica da parte